Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta. Quasi nessuno lo sa, ma l'urtador dei coeti della NASA elga la stessa misura della tartana de du cavai romani. In tel decennio degli anni 60, gli urtadori dei coeti era fatti in telestato di Utah, intanto che gli slanci di questi coeti era fatti in Florida. L'ora i vea da portare gli urtadori sul treno che le vea in pratica la stessa misura dei treni e la misura del treno americano la stessa del treno europeo, perché i primi treni americani si sta fatti su dagli inglesi. Il treno europeo si sta fatto su dalla carrozza europea. In te che i tempi aveva la misura della carrozza come standard e il standard della carrozza europea l'era impostata da una misura che la sarebbe buona da andare per le strade romane, da sa che l'era chi che da se non faceva strade in Europa. Le strade romane le aveva la misura della carrozza romana, che l'era menata du cavai de banda a banda. L'ora la verità è che le quete NASA lega ad avere la stessa misura de do tartane dei cavai romani de banda a banda. La scienza è stramba, ma al manco la prova da menarne lontan, anche se so la tartana dei cavai. Il nanosatellite brasiliano NanoSat CBR-2, sviluppato nell'Università Federal de Santa Maria, UFSM, in collaborazione con l'Istituto Nacional de Sbizzigamento Espacial, INPE, está messo in orbita entre l'una e ultima, 22 março. Il dispositivo, com manco de 2 kg, está lançado sobre na coeta russa Soyuz 2 e messo entre la sua órbita dal cosmódromo de Baikonur, entre il Cazaquistão. La órbita è bassa, in torno di 600 km da Terra. Tra altri obiettivi, il nanosatellite studierà e monitorerà in tempo reale i disturbi della magnetosfera della Terra, la intensità del campo geomagnetico e la precipitazione di particole sul territorio brasiliano. Così, questo dispositivo potrà aiutare a cercare problemi per i sistemi di comunicazione, le reti di energia elettrica, i segnali GPS e gli altri satelliti. L'informazione arriverà tutti i giorni attraverso la base, rento della UFSM. Il slancio era previsto sabato 20 marzo, ma, in funzione dei problemi con la coeta, está bisogno aspettare 2 giorni per la revisione dei sistemi. Il sviluppo e il slancio di questo nanosatellite è parte del progetto di sviluppo di missioni spaziali del Ministero della Scienza, Tecnologia e Innovazione del Brasil, con l'obiettivo científico, tecnológico e di educazione. Il dispositivo está sviluppato con base nella piattaforma CubeSat, na base standardizzata, di manco costo, accessibile e di svelto sviluppo. Doba, 18 marzo, Facebook ha fatto sapere sul sviluppo di un manin intelligente che te farà bon da manovrare i futuri occhiai di realtà aumentata della fase d'ora. Sempre in fase de foglio, il dispositivo potrà apparire segnali nervosi di interpretare movimenti e gesti compressi da man. Ma che ne è ancora tanta strada da fare per diventare realtà. L'aspettativa della fase d'ora la che avviene lunga 10 anni prima che occhiai e i manin questa tecnologia faccia parte della vita giornaliera delle persone. Prova a metterti a pensare come che saranno de bisognare sfrugnare so roba ninguna per far venire su l'intensità della luce o il volume di un suono stereo. Col manin sviluppato da Facebook, questo tipo di azione la potrà sbroccarsi fuori solo coi gesti. Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta.